Accoglienza clandestina a Cormons, una strada stretta e pericolosa che ricorda il riqualificato Viale Friuli. Operazione riuscita ma paziente morto? È così Fabio Russiani. Sono tanti divieti con i parcheggi tolti, battute a parte, accoglienza diffusa doveva essere uno dei fiori all'occhiello della nuova politica del Partito Democratico, spinta in ogni sede dalla provincia ai vari comuni e poi si è rivelata ciò che è, ovvero un totale fallimento. Io mi faccio soltanto una domanda ed è la stessa che mi ero fatto un po' di tempo fa ed è questa: secondo voi questi profughi, questi immigrati, chiamateli voi come volete, vogliono starsene a Cormons, a Gradisca, a Sagrado, a Fogliano del Buglia o se ne vogliono andare a Roma, a Milano e nelle grosse capitali europee? Io credo che la risposta sia la seconda. A questi ben poco interessa di essere isolati in qualche casa o in qualche struttura lontano dalle reti, dai network che pian piano si sono creati tramite i computer, tramite i cellulari prima di partire. Quindi hanno l'assoluto disinteresse a rimanere qua e vogliono andare nelle grandi città. Quindi parlare di accoglienza diffusa è parlare di nulla, se non spendere soldi come sempre della collettività.